destinazione, però non tutto va sempre, come si dice, nella strada giusta. Adesso ci siamo, scusate, ci siamo, quindi iniziamo anche perché dovrebbero parlare tante persone questa sera e quindi proviamo a... Microfono. Adesso si sente? Sì. Proviamo a iniziare questa riunione dicendovi che è la seconda che noi facciamo come scuola di cultura politica. La prima l'abbiamo fatta alla Fondazione di Sardegna e naturalmente abbiamo presentato punti salienti che noi abbiamo organizzato nei termini in cui volevamo cambiare la legge elettorale della Regione Sardegna. Naturalmente abbiamo trovato molti ostacoli, molti consensi e su questa strada, anche incoraggiati da questi consensi, siamo voluti andare avanti anche contro coloro che in questo momento invece fanno il cosiddetto non si offenda Bustiano, ma il Bastian contrario, perché qualcuno in questo momento sta facendo il Bastian contrario. Però noi non ci preoccupiamo perché siamo sicuri che la strada che abbiamo imboccato è la strada giusta, perché mette le opinioni a confronto e le proposte naturalmente che noi abbiamo fatto devono andare avanti, perché non riteniamo, qualcuno crede che tutti debbano sposare la nostra teoria. Noi abbiamo detto, noi iniziamo con una proposta, le opinioni a confronto saranno molte perché i gruppi nel Consiglio regionale sono tanti e tutti possono avanzare proposte, ivi compresa anche la Giunta regionale o la Presidente della Giunta regionale. Quindi sotto questo profilo noi abbiamo continuato e abbiamo trovato un riscontro, ultimamente lo abbiamo dichiarato in una conferenza stampa, anche da parte della formazione Alleanza Verdi Sinistra, che ha proposto alla prima commissione del Consiglio regionale la nostra proposta di modifica della legge elettorale. Su questo stiamo andando avanti e speriamo che nel frattempo giungano anche altri, non solo proposte, ma anche qualcuno che si convince anche nel frattempo della nostra proposta e possa presentare al Consiglio regionale anche qualche altra iniziativa, come si dice, da parte di un gruppo o di altri gruppi consigliari. Sotto questo profilo noi abbiamo organizzato questa sera un qualcosa che serve, e lo vedete, quindi abbiamo consegnato anche un comunicato stampa che avevamo fatto tempo fa sui punti salienti di modifica della legge. Vogliamo chiamare sia le forze politiche sia altri cittadini, ma anche altre formazioni che non sono rappresentate in Consiglio regionale nella discussione di carattere generale. Questo è il nostro intento e questa è la nostra proposta che faremo questa sera. Noi non vogliamo essere, come si dice, l'ombelico del mondo, vogliamo essere coloro che propongono un qualcosa che mette a discutere intorno a un tavolo forze politiche, cittadini, altre forze in campo, che mette a discutere questi signori che naturalmente possono fare un qualcosa a favore della discussione della modifica della legge elettorale in Consiglio regionale. Abbiamo sollecitato la Presidenza del Consiglio regionale, che ci ha mandato una lettera di consenso e naturalmente che stiamo andando anche qui nella strada giusta, così come abbiamo ricevuto altri consensi che sicuramente si manifesteranno anche questa sera. Certamente è un momento politico abbastanza complesso, che noi non ci nascondiamo, e il momento politico complesso però potrebbe essere anche foriero, per usare una frase molto elegante, foriera di altre proposte e di altre discussioni intorno alla modifica della legge elettorale. Pensate, noi stiamo anche ragionando già da tempo anche sulla modifica di un altro impianto che non va bene nell'ambito della struttura regionale,
che è quella della legge numero 1 che organizza gli assessorati regionali, le competenze, eccetera. Dal 77 nessuno ne parla. Se voi andate a vedere gli accorpamenti delle competenze degli assessorati regionali, vedrete delle duplicazioni, sovrapposizioni e naturalmente anche, senza nasconderci, che c'è uno sperpero di denaro pubblico, perché se l'amministrazione regionale su alcune cose ha delle difficoltà, ha sicuramente origine da questo. Allora, per farla breve, perché non abbiamo molto tempo, vi chiedo scusa se ho del pistolotto iniziale, voglio dare la parola a Andrea Pumusa della Scuola di Cultura Politica per l'introduzione. Ringraziamo tutti per la partecipazione. È importante su questo tema che si sviluppi una discussione a livello, diciamo così, a livello popolare. È necessario esprimere una pressione abbastanza forte per indurre il Consiglio regionale ad affrontare questo tema, perché detto con molta franchezza non mi pare che le forze attualmente presenti in Consiglio siano mobilitate su questo problema. Eppure si tratta di un problema centrale, non solo nel contesto regionale, ma a mio avviso si tratta di un tema centrale che si quadra nello sviluppo, anzi nel regresso che le nostre democrazie stanno avendo. Ci troviamo in presenza di una fase storica in cui le grandi conquiste che erano state fatte dopo la fine della seconda guerra mondiale stanno andando tutte in crisi. Pensate alle Nazioni Unite che hanno svolto un ruolo importante nei primi decenni e che oggi praticamente non contano più, cioè all'idea che non si debbano risolvere i problemi, le controversie tra gli stati con le guerre, si è invece che si debbano risolvere con le convenzioni, con gli accordi, col dialogo, si è sostituita in modo del tutto evidente e dirompente l'idea che invece si debbano risolvere con la forza. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi Trump si mette a trattare con l'Iran, però nel frattempo in mezzo alla trattativa fa un bombardamento e poi dice che però vuole riprendere la trattativa stessa. Un po' strano, un po' bizzarro di fatto, vediamo poi i massacri, la vergogna di Gaza, dove a fronte di questi eccidi, e poi non si chiama genocidio o no, c'è una elaborazione tecnica sul genocidio, ma non c'è dubbio che guardando le cose con un occhio non considerando siamo in presenza dell'idea che quel popolo debba essere sterminato, che da lì se ne deve andare. Ammazzare la gente, sparare sulla gente che va a prendere il cibo per sfamarsi, non lo so, io non voglio essere eccessivo, ma se devo pensare a qualcuno che faceva cose del genere, mi viene a pensare a Hitler, al nazismo, cioè sono delle cose così assurde, fuori da qualsiasi sentimento umano, da lasciare perplessi. E quindi qui stiamo andando a questo. Le stesse carte costituzionali che erano state approvate dopo il 1948 e il 1945, come la nostra,
sono in una fase di assoluta repressione. Noi stiamo sempre battagliando e abbiamo battagliato per difendere la nostra Carta Costituzionale, però badate che se noi osserviamo la cosiddetta Costituzione materiale, siamo in presenza di una situazione costituzionale che è di tutto capovolto. Guardate un po' il lavoro, questa Repubblica che è fondata sul lavoro, se c'è un ceto, una classe che è compressa e oppressa, quella dei lavoratori. Questo mese quanti ne sono morti sul lavoro? Mi pare uno al giorno, 30. È una cosa che non è tollerabile. Se poi guardiamo il trattamento e le condizioni economiche di vita, eccetera, ci rendiamo conto che la Costituzione, in quell'articolo fondamentale, è sostanzialmente violata, così come nel principio di uguaglianza. L'uguaglianza, che è l'obiettivo centrale che la nostra Costituzione pone all'articolo 3, è palesemente violata. E così tanti altri articoli, ma prendete l'articolo 2, i diritti inviolabili dell'uomo, quando abbiamo un governo che per la deportazione costruisce in uno Stato vicino all'Italia delle carceri, non so come le possiamo chiamare. Cioè siamo in realtà in una situazione del tutto contraria a quella che la Costituzione, la nostra Costituzione prevede. Ora, in tutto questo è necessario una reazione forte. E in questa reazione forte ci sono non solo i temi, i grandi temi di cui così stavo accennando, che sono sotto la nostra attenzione, che ci creano preoccupazione e anche angoscia, diciamo la verità. Rientra anche la situazione della legge elettorale di cui noi stiamo parlando. Cioè è tutta una catena che rimane strettamente legata, dove anche una regione come la nostra, in cui ci sciacquiamo la bocca continuamente nella necessità di esaltare il popolo sardo, è bene, il popolo sardo siamo noi stessi, comprimerlo con una legge elettorale che non consente una seria rappresentanza. Qui non stiamo ovviamente parlando, non è di favorire questo, né di favorire quello, né entriamo nel merito delle posizioni, ma liste che hanno avuto 70-80 mila voti devono avere una rappresentanza in Consiglio, visto che i cittadini hanno dato questo consenso. Cioè è chiara la risposta, è chiaro che devono avere una rappresentanza. Non si può fare un consiglio in cui accanto a liste maggiori ci sono tante liste minori, le quali vengono premiate o vengono compresse in ragione del loro allineamento o disallineamento rispetto alle forze principali. Posso non condividere quello che dice la lista che ha presentato Lucia Chessa alla Commissione, ma se ha un certo consenso deve avere una sua rappresentanza. Ricordiamoci poi anche, perché è importante, che il più delle volte sono le forze minori, le forze ribelli, quelle che pur avendo un consenso elettorale minore hanno introdotto nel dibattito politico delle idee che poi hanno avuto un loro positivo sviluppo. Quindi qui in Sardegna siamo
in presenza di una legge. Sappiamo anche quali sono i cosiddetti padri che l'hanno elaborata e l'hanno approvata. Praticamente è una legge che tende a comprimere la esatta rappresentanza del popolo sardo e le forze di minoranza, le forze disallineate, le forze ribelli, che il più delle volte sono quelle più interessanti. Sarà che la mia è sempre fatto parte di minoranze, però ho sempre osservato che i più stimolanti di solito vengono da chi ne avanza, da chi avanza delle novità, da chi ha coraggio di sbarcarsi rispetto alle cose maggiori. Quindi questa legge è una legge vergognosa, è una legge vergognosa. Questo Consiglio regionale, se noi vadiamo ai principi della rappresentanza della democrazia, è illegittimo. È legittimo perché c'è questa legge, ma è illegittimo se raffrontato a un'idea minimamente seria di democrazia. Ed è chiaro che poi tutto questo ha anche delle conseguenze, perché non è vero, la governabilità non nasce da fare leggi di questo genere, la governabilità nasce dalla capacità di avere progetti e attorno a questi progetti, a queste idee, di mobilitare la grande massa dei cittadini, la grande massa dei lavoratori. Solo in questo modo si può avere una ripresa. E noi vediamo che le giunte che si alternano una volta dell'uno, una volta dell'altro schieramento, sì, non sono uguali, però hanno un punto di convergenza, che sono incapaci di mobilitare il popolo sardo, che sono incapaci di introdurre in Sardegna un progetto che delinei una qualche forma di sviluppo sia economico sia culturale. Siamo una regione di gente così che non abbiamo nessuna seria speranza. Quindi bisogna fare una legge elettorale nuova che intanto elimini la vergogna degli sbarramenti. Non si possono avere sbarramenti del 10%, è una vergogna. Non si possono avere sbarramenti del 5%, è una vergogna. Deve essere quello naturale che c'era una volta, e cioè che sostanzialmente tu lista devi avere almeno un quoziente pieno in una circoscrizione, che poi corrisponde più o meno a quel 2% che è previsto nella nostra proposta. Poi ci sono anche altre cose, cioè la rappresentanza dei territori e così via. Ora, in Sardegna noi abbiamo preso questa iniziativa, che poi è stata positivamente presentata qui presente Laura Corru. Naturalmente è una proposta aperta, anzi è una proposta che vuole essere uno stimolo nei confronti degli altri. Esistono iniziative come quella appunto qui rappresentata dalla GHS, che hanno raccolto un numero notevole di voti, di sottoscrizioni. Quindi ci sono altre associazioni che stanno lavorando su questo tema. Noi auspichiamo che si arrivi, che ce ne siano anche altre, che prendano iniziative anche gli altri gruppi consiglieri e che si arrivi a una discussione generale. Cioè in commissione tutti questi testi possono essere e devono essere discussi, prendendo poi le cose migliori che emergono dalle varie proposte, vedendo le varie idee e arrivando
a un testo che non deve essere un testo che favorisce questi o favorisce quegli altri, deve essere un testo che favorisce una corretta e una piena rappresentanza del corpo elettorale sardo. Io credo che se noi non entriamo in questa logica, se le forze politiche anche in Consiglio non entrano nella logica che esistono dei temi su cui non c'è la maggioranza e l'opposizione, su cui non si discute sempre in quei temi, per me dà anche fastidio sentirli, perché quello che dicono oggi quelli del centrodestra lo dicevano quelli del centro-sinistra nei confronti del governo di centrodestra nella passata legislatura. Insomma, siamo stanchi di questo. Bisogna capire che questa è una legge che ci riguarda e che quindi deve essere approvata con il concorso della grande maggioranza delle forze politiche e del corpo elettorale sardo. Questa è la nostra idea, quindi lungi da noi l'idea che facciamo una cosa e poi ci vogliamo fare bella, l'abbiamo proposta a noi. No, noi vogliamo solo essere stimolo perché tutte le forze, tutti coloro che hanno delle idee in questa materia le possano utilmente sottoporre alla discussione. Io vi ringrazio ancora, mi fermo qui. Se devo dirvi la mia personale convinzione è che non sono molto ottimista sul fatto che questo quadro politico, questa situazione riesca a misurarsi su un tema così importante e misurarsi con un'ottica alta. Ho qualche dubbio, diciamo che ne ho molti. Agli amici dico perché proprio non credo che venga fatta, però siccome siamo sempre stati dei modesti combattenti, anche le imprese che ci paiono impossibili o difficili ci vedono in mezzo, ci vedono impegnati, anzi diciamo che quanto più sono difficili più ci intrigano e più ci stimolano. Quindi con questo spirito noi promuoviamo queste iniziative e speriamo di poter continuare insieme a lavorare su questo tema e sui temi della democrazia in generale e della democrazia sarda in particolare. Adesso do la parola al Presidente della Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco, Fernando Codonisu, per l'introduzione, per spiegare quella che è la proposta della legge elettorale. Okay? Grazie, naturalmente grazie a tutti voi per essere qui. Io cerco di concentrarmi sui punti salienti della legge elettorale, in modo che altri poi possano avere il tempo di ragionare molto di più sulla presentazione delle altre proposte che ci sono. Vorrei ricordare che ad oggi possiamo ragionare su 5 proposte di legge, ancorché non compiutamente espresse, vuol dire non c'è un articolato per queste 5 proposte, però di fatto in campo ci sono una proposta di legge che è stata depositata, penso per la seconda volta, ma pare che ci sia un rito ad ogni, diciamo così, ricorrenza elettorale da parte di Roberto De Lio. C'è una proposta di legge firmata solo da lui in solitaria ed è una legge, comunque sia, analoga a quella presente, fortemente maggioritaria e presidenzialista. Addirittura mentre noi facevamo, anche con i contatti, i colloqui con la maggioranza, di cui qualcuno qui presente può fare testimonianza piena, ragionavamo sulla possibilità di prendere la legge attuale e rimodularla totalmente, c'era chi proponeva, fra questi, una legge totalmente proporzionale. Dopo 4 giorni ha depositato una legge esattamente come maggioritaria e non devo dire altro.
Poi c'è la nostra proposta, come è stata ricordata, che ha 10 punti di differenza sostanziale rispetto alla legge attuale, al punto che ci fanno dire: è vero, si tratta sempre di una proposta presidenzialista e maggioritaria, però badate che veramente è molto molto differente. Noi ci permettiamo di dire che gli elementi di democrazia introdotti ci permettono proprio di guardare avanti in maniera positiva. Poi c'è una proposta di cui naturalmente parleranno molto meglio quelli che mi seguono, fatta da Renato Soru, presentata già il 10 marzo, una proposta semplicissima che dice niente soglie, e sulla base di questo sostanzialmente si potrebbe appunto anche legiferare molto molto velocemente, ovviamente, proprio perché non c'è un testo lungo e strutturato e così via. C'è una raccolta di firme che io definisco poderosa, portata avanti da Lucia Chessa con tutta una serie di comitati territoriali, che mirava e mira ad una legge totalmente proporzionale. C'è un altro lavoro che dura ormai da un anno, incominciato l'anno scorso nel mese di luglio a Paolato, portato avanti, proposto inizialmente da Sardegna Chiama Sardegna, che ha avuto la capacità di radunare intorno a sé alcune decine di associazioni e anche un partito, un gruppo politico presente in Consiglio regionale, che è Sinistra Futura, e ormai diciamo anche questo è un lavoro che sta arrivando a completamento, e anche lì si tratta di una proposta totalmente proporzionale. Ora, è chiaro che, lo diceva già Andrea prima, io faccio un'ulteriore considerazione. Guardate che quello che sta succedendo ora in Sardegna, definiamolo dal punto di vista politico ma anche fisico se volete, noi abbiamo un clima di incertezza totale, e ancorché l'incertezza sia la condizione dell'esistenza umana, io mi sono veramente un po' rotto e seccato di pensare solo ed esclusivamente in questi termini. Cioè, l'incertezza che c'è, mi riferisco naturalmente al fatto che secondo voi si vota nel 2029, io ne dubito fortemente. E allora, non solo, mi ritrovo con un programma del Campo Largo che a pagina 188 scrive espressamente che la Giunta si sarebbe impegnata a mettere il Campo Largo alla rivisitazione, la riformulazione della legge elettorale. Ora, quando vedo, tanto lo sapete tutti, che il 18 di giugno c'è stata una delibera, la 32/63, che paventa la possibilità che in 3 anni arrivi un super esperto, insomma, diciamola come si vuole, e che poi ci debba riscrivere addirittura la statutaria, la legge elettorale, essendoci in campo tutte queste proposte che vengono soprattutto dalla società civile, secondo me è lecito allarmarsi molto. Quindi quella che era un po' la paura di Andrea, io se volete la rafforzo pure, al punto che dico sul tema della legge elettorale siamo arrivati al limite, cioè siamo arrivati quasi ad un'emergenza democratica. Io non vorrei rivotare, noi non vorremmo rivotare con la legge attuale. Quindi ecco perché dico, per quanto ci riguarda, tutti noi ci vediamo come affluenti del più grande fiume che denominiamo quello della democrazia sarda. E siccome andiamo nella stessa direzione, possiamo e dobbiamo fare pressione nei confronti e della Commissione e del Consiglio, e in questo spero anche uniti e rafforzati dalla presenza di alcuni consiglieri, ad incominciare da chi ha sottoscritto questa proposta di legge, perché noi abbiamo bisogno di una nuova legge elettorale, deve essere cambiata quella attuale. Allora è vero, le proposte, soprattutto queste 4 idee, proposte appunto più o meno compiute, che nascono dalla società civile, sono tutte componibili. L'importante è non votare più con quella legge. Detto questo, 3 o 4 punti della nostra proposta che ritengo possano essere appunto discussi e accolti. Primo, noi diciamo che non ci deve essere più il voto di schiuma, e non ci deve essere più perché ci deve essere omogeneità politica tra il presidente eletto e la maggioranza che lo sostiene. Se guardiamo i dati delle ultime 5 elezioni, guardate che presidenza Soru, qui presente, presidenza Cappellacci, c'era omogeneità tra il presidente e la maggioranza, sua maggioranza, nel senso che il numero di voti
delle liste di maggioranza erano maggiori di quelli della lista, diciamo così, che poi è andata all'opposizione. Ma se guardiamo le altre, guardate che nel 2014 noi abbiamo che Pigliaro prende 10.000 voti in più rispetto all'altro presidente, il candidato presidente, ma le sue liste, cui abbiamo sostenuto, prendono 20.000 voti in meno. Questi sono i dati, quindi non sono opinioni politiche, sono i dati. Nel 2019, che ne dica qualcuno che non sa contare evidentemente, ecco, nel 2019 guardate che c'è stata la più grande batosta da quando si vota in Sardegna, perché c'è chi sostiene che nel 2019, avendo avuto 250.000 voti il nostro candidato, che era Zedda, e che naturalmente erano molto maggiori dei voti delle sue liste, 210.000, quindi a noi converrebbe, secondo alcuni, presi loro naturalmente, converrebbe avere il voto disgiunto. Ed è una follia, perché si dimentica l'altra parte dei numeri. L'altra parte dei numeri sono che il Solinas, tanto vituperato, ha preso 363.000 voti e le sue liste oltre 370.000. Non c'è mai stata una distanza così grande. E le ultime elezioni, queste cose ce le dobbiamo dire, Alessandra Todd ha preso, il presidente in carica, 3.000 voti in più, i voti del centrodestra a livello di lista sono stati 40.000 voti in più. Quindi insomma è una situazione anomala. Noi queste cose qui le dobbiamo dire, e le dobbiamo dire noi, la sinistra, o diciamo così, laici, democratici, definiamoci come vogliamo, piuttosto che le dicano altri. Il voto disgiunto è un inganno, non è vero che è una ulteriore libertà dell'elettore, perché l'elettore, secondo me, trova molto più compimento nelle proprie idee, nella propria rappresentanza, se si riconosce il partito in un progetto in grado di, non dico che deve rappresentarlo al 100%, ma almeno 60-70%, altrimenti non ci si capisce, perché poi il risultato è quello comunque di una presidenza debole, al di là del fatto o meno che arrivi a compimento tutta quanta la legislatura. Quindi niente voto disgiunto. Un altro elemento che caratterizza la nostra proposta è questo. Guardate, noi l'abbiamo scritta, ci abbiamo lavorato molto. Per fortuna al nostro interno ci sono anche fortissime competenze sotto il profilo giuridico. Abbiamo analizzato tutte le sentenze della Corte Costituzionale, tutti gli altri sistemi elettorali, e per esempio ci siamo chiesti come è possibile mitigare diciamo, il bipolarismo esasperato che c'è in questa legge come in altre leggi di questo tipo presenti nelle regioni italiane. Allora, l'unico meccanismo che abbiamo noi è questo: fare in modo che anche gli altri candidati presidente abbiano la possibilità di entrare in consiglio. Come? Adesso è vietato. Noi invece nella nostra legge scriviamo, nella nostra proposta scriviamo che i candidati presidente possono presentarsi nelle circoscrizioni e se superano quella soglia, che per noi è una soglia del 2%, che corrisponde comunque da un punto di vista numerico a quello che diceva prima Andrea, è una diciamo, soglia implicita, noi la chiamiamo soglia concettuale, quella che serve per avere un seggio. Beh, se supera questo tipo di soglia ha il diritto di entrare, e se entrano più candidati presidente noi ci permettiamo di dire che la qualità politica del Consiglio diventa più alta, perché spesso è vero che insomma, il Consiglio, mi permetto di dire, non sempre è rappresentato al meglio rispetto alle esigenze della società sarda. Credo che su questo non ci sia molto altro da dire. Quindi questo è l'elemento che consente di mitigare questo bipolarismo forzato che esiste all'interno di qualunque legge maggioritaria. Un altro elemento che caratterizza la nostra proposta è proprio quello che consente di avere, oltre alla rappresentanza politica, che quello dipende esclusivamente dalla soglia, e nel momento in cui noi abbiamo o una soglia implicita come propone qualcuno, cioè non scrivo nessuna soglia, l'importante è che si riesca a conseguire un seggio, il che vuol dire appunto un quoziente intero, ma ripeto, questo equivale a dire il 2%, perché deriva da una divisione, non è una grande matematica, 1 diviso 59, posto che il seggio del presidente viene attribuito, quelli sono i seggi da attribuire, vi darà 1,7, siccome in mezzi seggi non ci sono, si approssima all'interno.
E questo è il fatto. Dopodiché invece abbiamo gli altri due tipi di rappresentanza che la nostra proposta risolve: la rappresentanza territoriale e la rappresentanza di genere. Sulla rappresentanza territoriale noi diciamo che vanno riformulate le circoscrizioni, come? Sempre con il criterio più che democratico della rappresentanza in base alla popolazione, però ridefiniamo il perimetro delle circoscrizioni. Ridefinire il perimetro perché? Perché alcune circoscrizioni, pensate a Cagliari e Sassari, insomma Cagliari elegge 20 consiglieri, Sassari ne elegge 12, sono troppi, devono avere un perimetro inferiore, perché ad oggi se c'è un candidato, anche se girasse in Ferrari, non riuscirebbe neanche ad andare in 30 giorni in tutti quanti i comuni, figuratevi dopo per il proprio elettorato. Allora qui c'è una cosa che vi dico a mo' di aneddoto. Noi abbiamo scritto come andrebbero ridefinite le circoscrizioni, però siccome conosciamo il mondo e sappiamo come sono poi le scelte dei consiglieri, per evitare i problemi abbiamo messo un articolo che è articolo 3 bis, cioè se lo vogliono fare dice scritto come fa, se non lo vogliono fare vabbè, lo potete cassare interamente, non cambia nulla. È proprio scritto in questo modo 3 bis, perché uno che deve ridefinire il perimetro ovviamente dice aspetta, cosa mi conviene? Quale comune deve afferire o meno la circoscrizione? Quella dove ho più voti, insomma è così possibile, vi lascio immaginare che cosa succede. Poi l'altro elemento è la rappresentanza di genere. Questo è un elemento, diciamo, estremamente complicato che in qualche regione ha dato buoni risultati semplicemente basandosi sulla doppia preferenza. In altre regioni invece per niente, la Sardegna è una di queste. In Sardegna la doppia preferenza non ha funzionato e non funziona. Ora sarebbe anche troppo complicato analizzare il perché, però il risultato è questo: noi al massimo abbiamo un 15% di rappresentanza. Introduciamo le 3 preferenze come succede per l'Europarlamento. L'Europarlamento è successo, ricordo che nel 2019 il 40% era rappresentato da europarlamentare, quindi diciamo donne, quindi europarlamentari, e adesso sono al 39%. Il meccanismo della terza preferenza, come lo introduciamo noi, perché anche qui voglio essere estremamente chiaro. Badate che non basta dire che ci interessa l'equilibrio di genere se poi si scrivono delle cose del tipo sì, ma se ci sono 2 preferenze, parlo della doppia preferenza, che sono espresse per lo stesso genere, vale la prima. Già questo equivale a dire che i 3/4 perlomeno finiscono ad uomini, cioè non c'è niente da fare, questa è la prassi e noi dobbiamo laicamente prendere atto dei risultati. Altro è dire, come diciamo noi, aspetta, se sono uguali non conta nessuna preferenza, le preferenze contano solamente quando i generi sono diversi, e così sono sicuro che quelli che esprimono 2 preferenze conducono al 50% di risultati positivi per l'uno e per l'altro genere. Qualunque altra formulazione ci porta fuori strada, si dice una cosa ma se ne fa un'altra. Stesso dicasi se abbiamo le 3 preferenze, la faccio breve. Se tutti quanti votassero esprimendo 3 preferenze, quindi non una, che equivarrebbe da un punto di vista probabilistico al 50%, con una leggera prevalenza se le donne votassero per le donne, gli uomini per gli uomini, insomma, comunque lasciamo perdere queste considerazioni spicciole, però se tutti quanti esprimessero 3 preferenze, come minimo si parte da un terzo di seggi, che vuol dire 33,3%, ma sicuramente per come è stata formulata da noi la percentuale potrà essere ampiamente sopra il 40%, con tendenza verso il 50%. Questa è un'altra formulazione che secondo noi è veramente forte, strutturata e convincente. Un altro elemento ancora, in chiudo per dare la parola a Maria Laura, che farà considerazioni più politiche. Ecco, io per esempio aggiungiamo questo: noi ci siamo preoccupati di allargare la base elettorale e per esempio riformuliamo tutto l'elemento del voto a distanza. Pensate agli studenti, pensate ai fuori, quindi si potrà votare per corrispondenza, si potrà sperimentare il voto elettronico con un apposito progetto tecnico e rimane anche il discorso di chi vuole recarsi alle urne, comunque sia, avrà il rimborso integrale delle spese elettorali. Un altro elemento ancora, noi ricordatevi che siamo fuori da ogni tipo di
norma che riguarda le leggi di iniziativa popolare, perché da quando è stata la sentenza 49 della Corte Costituzionale nel 2009, tutti quei limiti che c'erano, eccetera, non ci sono più. Lucia Chessa, che aveva l'obiettivo di raccogliere 10.000 firme, ad oggi, anche se ne raccogliessi 100, da un punto di vista normativo sarebbe sufficiente per presentare una legge, una di iniziativa popolare. Quindi anche lì ovviamente c'è un elemento importante che riguarda il numero degli, diciamo così, dei votanti che si devono esprimere. Perché questa considerazione in più? Perché quando si fa una legge di iniziativa popolare a livello nazionale, ricordatevi che il limite è 50.000 elettori che possono depositare una proposta, ma 50.000 elettori sono calcolati su 51 milioni e mezzo più o meno, che sono gli elettori di tutta l'Italia. Allora noi abbiamo più o meno 1.440.000 diciamo elettori. Allora se io faccio la proporzione dovrei ottenere 1.470, basterebbero 1.470 firme. Quindi anche per questo non parliamo di 1.470 per non fare lezioni di aritmetica, manco di matematica, però diciamo che 5.000 firme sono più che sufficienti. Ci sono altri elementi nella proposta, perché ripeto è una proposta fortemente strutturata, ma la verità è che a noi interessa mettere insieme, che vengano messe insieme tutte le idee che sono rappresentate in questa assemblea. E per tornare anche a quello che diceva Andrea, io credo che su questo nei prossimi mesi noi dobbiamo fare fronte comune, perché non vorrei che anche queste proposte poi venissero messe in cassetto e lasciate perdere, come è successo già a 210.000 firme. E voi sapete di che cosa parlo. Grazie. Qua c'è dell'acqua e ce n'è anche altra, per cui chi volesse abbeverarsi può prendere dell'acqua. Qua ci sono anche i bicchieri, abbiamo anche dell'altra acqua, quindi ce n'è per tutti. Visto e considerato che c'è caldo, chiediamo di nuovo scusa per il fatto che abbiamo dovuto cambiare improvvisamente sede, insomma, per questa iniziativa, ma per gli sviluppi tecnici, insomma, c'è stato un cambio repentino della sede, e questa sede è un po' più piccola, quindi comporta che insomma alcuni stiano in piedi, ci dispiace. Però qua ci sono altre due sedie che noi possiamo mettere a disposizione per chi si volesse sedere. Questa è quella, la mettiamo a disposizione per chi si volesse sedere, così insomma sono comunque due posti in più. Quindi l'acqua l'abbiamo detto, posti a sedere li abbiamo assegnati, continuiamo il nostro percorso. Mi preme dire una cosa, qua oggi siamo in luglio, c'è caldo, stiamo facendo un'iniziativa su un tema abbastanza particolare, che è quello della legge elettorale sarda, che non è proprio un tema estivo, no? Però siamo in tanti qua che stiamo discutendo e ci sono tante proposte, ci sono tante iniziative. Io credo che quello che sta succedendo sulla proposta di legge elettorale, sulle proposte che ci sono in campo è qualcosa di positivo e di molto importante per la politica in generale. La politica è partecipazione e questo è segno di partecipazione. Questa partecipazione deve essere ascoltata, seguita. E io ringrazio Maria Laura perché comunque ha avuto la capacità di saper ascoltare e presentare una proposta di legge in commissione per portarla in discussione, dove è giusto che venga discussa, che vengano analizzate insieme le altre proposte, perché quella è la sede per discutere di questi temi che sono prettamente politici e non tecnici da affidare, consentitemi, ad un consulente, ok? Quindi il fatto che ci siano tante proposte, che ci sia discussione all'interno del Consiglio regionale a riguardo, che ne discute, la elabora, la trasforma, ne parla con altri, questa è una cosa assolutamente importante. Quindi io invito a portare avanti questo percorso in maniera seria, perché
diciamo che c'è un mondo, una cittadinanza attiva che sta a guardare e sta ascoltando e che non ha visto di buon occhio l'ultima proposta che è stata fatta da questa giunta. Allora do la parola a Maria Laura Orru per gli aspetti politici e le prospettive di questa legge elettorale. Sì, tanto grazie mille e buonasera a tutte e a tutti. Inizio proprio da quello che avete detto. Il Consiglio regionale legifera e quindi è prerogativa assolutamente del Consiglio regionale scrivere una proposta di legge o presentare una proposta di legge, così come abbiamo fatto noi raccogliendo il prezioso contributo e la preziosa scrittura che è stata effettuata dalla scuola Cultura e Politica Francesco Cocco, che ringrazio, con cui ci siamo confrontati in maniera importante, perché dal primo momento effettivamente in cui ci siamo visti, ci siamo confrontati con tutti i capogruppo e poi anche in maniera individuale, effettivamente siamo consapevoli che scrivere una legge elettorale che non basta neanche per un'eventuale approvazione, un voto solo di una maggioranza, ma serve una maggioranza allargata, significa che le regole del gioco non le scrive né Maria Laura Orru nel campo largo, ma va condivisa con uno specchio un po' più ampio. E la partecipazione e soprattutto la scrittura di una proposta che arriva dal basso è fondamentale in un periodo anche storico come quello che stiamo vivendo, quindi assolutamente sì, colta subito soprattutto per aprire un dibattito che anche all'interno delle istituzioni deve iniziare un percorso importante. Come ha detto Fernando, esiste una proposta di legge già presentata dall'onorevole De Riu in prima battuta. Noi come gruppo di Alleanza Verdi Sinistra abbiamo assolutamente pensato di raccogliere anche tutte quelle istanze che arrivano dai movimenti, dai partiti politici, dalla società civile, dalle elettrici e dagli elettori, di raccoglierle e portarle subito all'istanza della prima commissione. Perché? Perché lontani dalla scadenza elettorale, adesso abbiamo necessità di aprire un dibattito, aprirlo in maniera sana, non aspettare gli ultimi mesi o arrivare a ridosso delle elezioni, perché questo è già successo. Nel 2000 questa legge elettorale, di cui noi oggi tanto critichiamo, è frutto di una votazione avvenuta alla fine di una legislatura, perché si voleva arginare qualcuno, si voleva arginare a suo tempo il famoso Movimento 5 Stelle che avanzava, che poi non si presentò, ma ci fu un movimento invece popolare importante, il movimento di Michela Murgia, che aveva fatto Sardegna Possibile, aveva fatto un percorso importante, un percorso di condivisione e coinvolgimento del popolo sardo in gran parte, e si era presentata, aveva preso quasi il 10% e non fu rappresentata in Consiglio regionale. E quella legge, scusatemi, io qua lo voglio però dire, non l'ho votata io. Quindi, cioè nel senso, noi oggi siamo qui per provare a riscrivere le regole del gioco, perché ci rendiamo conto che anche nelle ultime elezioni regionali quello che è accaduto non è democratico. E non è democratico non perché lo dico io, ma perché lo dite voi a voce molto alta, ma lo dicono anche tante persone che magari oggi non sono qui, ma sicuramente partecipano alle tante iniziative che si stanno promuovendo, che sta promuovendo Sardegna Chiama Sardegna, che state promuovendo insomma tanti movimenti in giro per la Sardegna. Quindi l'emergenza che Fernando hai detto, io la sottoscrivo, c'è un'emergenza perché noi oggi ci troviamo in un consiglio regionale che ha delle voci importanti, perché comunque ognuno di noi che è seduto in consiglio regionale è stato votato e ha preso dei voti, ma effettivamente manca una sensibilità, una parte, una voce importante di coloro che invece hanno fatto altre scelte e che in teoria è anche fondamentale che oggi potessero far sentire la loro voce in consiglio. Soprattutto perché i temi che stiamo affrontando, la prospettiva a cui noi stiamo guardando in un periodo storico molto complicato, l'avete detto, guerre, crisi climatica,
necessità di intervenire sulle emergenze ma in prospettiva con un occhio rivolto verso il futuro, ha necessità davvero dello sforzo, della voce, della sensibilità di tutte e tutti, e questo effettivamente viene a mancare. Ed è qua che noi abbiamo colto in maniera importante l'attenzione che c'è stata rivolta. Abbiamo ascoltato, sì, io dico di sì, nel senso che non era semplice neanche per me raccogliere, diciamo, il consenso un po' di tutti i gruppi politici, infatti non ci sono tutti, ma è così, ma anche all'interno, ovviamente, come tutti noi facciamo politica, sappiamo, anche all'interno del proprio gruppo, quindi la maturità del gruppo di Alleanza Verdi Sinistra la voglio anche rivendicare in qualche maniera. Un tema che tra l'altro a me è molto caro, e mi fa piacere che in sala ci siano anche le tante donne che da tanto tempo fanno le battaglie, perché Andrea, io posso darti del tu, cioè nel senso, hai ragione, però oggi c'è una sottorappresentanza femminile importante e probabilmente dobbiamo ricordarlo sempre, e dobbiamo ricordarlo e cercare di comprendere che anche un consiglio regionale che guarda alle politiche che deve mettere in campo e che però è sbilanciato verso una componente maschile è una società che mette in campo e in moto politiche che effettivamente non sono tanto per le donne, quindi assolutamente noi abbiamo bisogno di avere più rappresentanza di genere all'interno del Consiglio regionale. Quindi la proposta, che poi, ripeto, sicuramente questa proposta di legge è una proposta che inizia un percorso e che è aperta al contributo di tutte e tutti, soprattutto perché c'è necessità di comprendere quali magari sono le differenze che devono essere sottolineate, però sul tema delle donne credo che ormai possiamo essere tutti d'accordo. E poi io consentitemi di fare anche un passaggio, perché ci sono state delle reazioni e dei commenti, effettivamente pochi, però che non ho apprezzato. Ho letto qualcosina, ma mi è sfuggita perché faccio fatica anche a leggere certe cose delle volte, che effettivamente dicono che è stato fatto per una questione personale. No. Io sono stata eletta in Consiglio regionale con questa legge, in teoria sono stata eletta in Consiglio regionale anche l'altra volta con questa legge, e quindi non avevo, diciamo, potevo anche farmi gli affari miei come se li fanno tutti, ecco. E invece credo fortemente nella democrazia e nella necessità di avere un sistema elettorale, delle regole diverse oggi. Perché guardate che quello che sta arrivando e quello che potrebbe arrivare guardando oltre i confini regionali e nazionali, ma basta anche solo oltre i confini regionali, è spaventoso. E o noi arginiamo questo sistema che è antidemocratico e cerchiamo di arginare sempre di più il fatto che le persone non vanno più a votare, che quindi prima o poi noi ci ritroveremo con un pericolo sempre più imminente, oppure dopo, quando non avremo più nulla da fare, probabilmente qualcuno di noi potrebbe anche piangere, ecco. Quindi noi oggi dobbiamo metterci in campo e cercare di risolvere qualche cosa che potrebbe essere deleterio nei prossimi anni. E lo dico perché neanche la mia formazione politica, nel senso che Alleanza Verdi Sinistra, io ho visti gli ultimi dati, è un partito comunque in crescita, quindi non avrei, non mi sono posta il problema di rivendicare questioni personali o di partito. Io credo davvero, e ci siamo confrontati diverse volte anche su questo, e credo che vada fatto nel minor tempo possibile. La legge l'ha espressa molto bene chi mi ha preceduto, però consentitemi di dire
dire quali sono i 3 pilastri che la reggono, perché poi questi sono i cardini di questa legge. La rappresentatività politica, perché ovviamente serve garantire a una pluralità di voci di essere comunque rappresentata nella massima istituzione sarda, una rappresentanza territoriale, ed è per quello che si propone la implementazione delle circoscrizioni che, ripeto, può darsi che non sia la soluzione definitiva, ma almeno si apre una riflessione sulla rappresentatività territoriale, anche perché spesso i consiglieri hanno delle difficoltà a rappresentare i loro territori perché sono sottodimensionati in termini di numeri, anche se su questo consentitemi di dire, sperando che poi non si scada in un consiglio regionale che diventa un consiglio comunale di livello basso, e poi la rappresentanza di genere, che è quella di cui stavo parlando prima. Quindi questi sono i cardini della legge. Nel merito Fernando ha espresso molto bene l'abolizione del voto disgiunto, la riduzione delle soglie di sbarramento, la riperimetrazione appunto delle circoscrizioni, la rappresentanza di genere, il voto agli emigrati, e su questo consentitemi di fare un passaggio. Noi abbiamo una società, cioè abbiamo tantissime persone, tantissimi concittadini che effettivamente si stanno spostando per 1000 motivi, per lavoro, perché ormai viviamo in una società abbastanza larga e tante persone decidono e scelgono di andare fuori anche a lavorare o a formarsi, e sembra assurdo che nel 2025 con le tecnologie che abbiamo non siamo ancora in grado di far votare i sardi che sono fuori, o comunque non dargli la possibilità di votare in maniera semplice, ma ci sono delle regole per consentire loro di rientrare o fare qualsiasi cosa che sembra che devono andare su Marte. Ecco, io su questo ci credo, anche perché la maggior parte di queste persone sono giovani e noi effettivamente abbiamo bisogno di recuperare, di parlare ai giovani e soprattutto alle nuove generazioni che spesso non sono vicine. E poi sull'attribuzione del premio di maggioranza del 60% in un caso o del 55% nell'altro caso è un ragionamento, può essere anche questo un ragionamento aperto, però è chiaro che aiuta anche a far sì che le persone possano riavvicinarsi al voto e andare a votare, a prescindere da cosa votano, perché delle volte oggi si sente anche dire ma vabbè, ma forse è meglio non andare a votare. E questo va detto. E poi un'ultima cosa prima di chiudere. Ci sono tanti ragazzi, tante ragazze, ma tante persone anche un po' più adulte che fanno gli scrutatori nei nostri seggi elettorali. Serve rivendicare che queste persone abbiano il giusto peso, il giusto compenso per quello che fanno, perché spesso ci siamo trovati a dover aspettare i risultati dei voti che arrivavano molto dopo la fine delle elezioni, e questo è anche perché effettivamente molte persone non sono più invogliate ad andare a fare quel lavoro importante nei seggi elettorali, quindi assolutamente un ripensamento su questo va fatto e va fatto subito. Questa è la proposta, ripeto, è una proposta aperta al contributo di tutte e tutti, è una proposta che vuole assolutamente iniziare un percorso all'interno delle istituzioni regionali. Il Consiglio regionale è l'unico che poi può legiferare e cambiare le regole del gioco. Noi abbiamo pensato di presentarla subito, adesso, lontani dalle scadenze elettorali. Io sono un po' più fiduciosa rispetto a Fernando, però sicuramente abbiamo necessità di farlo a prescindere da quello che accadrà. Quindi grazie per esserci in una giornata di luglio. Entriamo nel vivo della discussione. La parola a Renato Soru, rappresentante di Progetto Sardegna.
per avermi invitato a partecipare e complimenti anche agli organizzatori per aver avuto la voglia e la tenacia anche in questo inizio di giornate di luglio così faticose di portare avanti questa iniziativa. Ho partecipato anche a quella precedente e così come abbiamo organizzato noi stessi il progetto Sardegna, iniziative su questo tema. Una abbastanza importante dal nostro punto di vista l'abbiamo fatta nel marzo del 2024. Abbiamo invitato all'epoca tutti i gruppi del Consiglio regionale della Sardegna, anche chiamati personalmente, mi hanno avuto molto impegnati. Abbiamo avuto però la partecipazione di altre istituzioni, università, di altri movimenti politici. E noi stessi abbiamo presentato una proposta di legge molto semplice, un articolato di legge preciso. Non abbiamo, devo dire la verità, non l'ho cercato molto, ma non c'è nessun gruppo politico che l'abbia ripresa in consiglio regionale, però è un articolato che esiste e si può facilmente leggere nelle nostre pagine Facebook, la mia personale e così via. Vorrei essere piuttosto franco, iniziare quindi senza troppi infingimenti. Anch'io concordo con Codonesu che questa legislatura non ha troppo tempo davanti a sé. C'è una sentenza della Corte Costituzionale attesa, credo che la prossima settimana, infatti il 9 di luglio, cui sarà anche difficile continuare a far finta o a negare l'esistenza. In questo momento c'è stata una sentenza recente piuttosto pesante, ora c'è un ricorso al secondo livello, ci sarà un nuovo ricorso appena deliberato in giunta alla Corte Costituzionale. Insomma, c'è una specie di guerra di trincea con tutti i tribunali possibili. Si è pensato del tribunale amministrativo regionale, ma poi è stato chiarito che non si può adire al CARP intanto che non c'è un provvedimento del Consiglio regionale, quindi arriverebbe a Consiglio già sciolto. E quindi e in mezzo a tutto questo la Sardegna vive l'emergenza dei fuochi. Avete mai visto un assessore all'ambiente così assente in un tema così importante? Io ogni giorno dico, si parlerà dell'assessore all'ambiente oggi nei giornali sardi, nei notiziari sardi, o il corpo forestale, l'ente foreste non ha più nessuna responsabilità, esiste, non è governato da nessuno. Questi giorni tutti io personalmente ho speso 500 euro per rientrare da Milano perché occorre sempre passare da Roma e la tratta Milano-Roma costa 400 euro e poi l'altra dovrebbe costare 60 euro, ma se porti un gatto il gatto paga 50 euro e se porti un bagaglio a mano ne paga altre 50. Quindi credo che siano tutti molto impegnati nei trasporti, nei fuochi, alla sanità e dovrebbero a settembre, che è dopodomani, dovrebbero essere anche impegnati nella legge finanziaria, no? Una legge finanziaria peraltro in cui c'è un faro del governo, non si sa se sarà o meno anche questa impugnata dal governo per i noti temi che sappiamo di un addendum di mance elettorali, qualcuno che chiama, comunque di UPB di bilancio, insomma articoli di bilancio un pochino troppo ad persona, totalmente fuori da ogni invece norma generale da strada. Invece tutto quello che è generale, specifica a persona e per niente astratta, proprio a lui, con l'indirizzo preciso.
Quindi davanti a tutto questo il Consiglio regionale può discutere di una legge elettorale ampia, completa, articolata, capace di accogliere tutte le interessantissime posizioni che anche oggi sono state esposte. Altre ne avrei da aggiungere anch'io, per esempio il tema della ineleggibilità e incompatibilità. Professor Cubosa, mi aiuti, l'incompatibilità e ineleggibilità. L'incompatibilità viene dopo, l'ineleggibilità viene dopo. Eppure ci sarebbe è normale che uno che è sindaco per 3 volte e magari di un paese di 10.000 abitanti faccia contemporaneamente anche il consigliere regionale. Io credo che non sia normale. Scusa Maria Laura, è normale che che una buona parte dei consiglieri regionali siano sindaci e che in qualche modo abbiano un forte bacino elettorale nel loro comune. È normale che queste persone poi finiranno per fare molto spesso i consiglieri regionali del comune invece che i consiglieri regionali dell'intera regione. E quando parliamo di circoscrizioni le vogliamo ancora fare più piccole e quasi proprio piccolissime, oppure abbiamo anche bisogno, il professor Cuposa ne parlava, di una visione generale della Sardegna, di politiche di ampio respiro, di un progetto che possa richiamare l'opinione pubblica e non l'opinione pubblica di Segaliu e quella di Guasila, perché il consigliere di Guasila gli fa un palazzetto dello sport. Questo lo si può Quindi i temi sono ampi e sono anche bellissimi, ce ne sarebbero ancora di più. Io per esempio sulla questione femminile avrei un'altra soluzione, per tentare la strada di una parte bloccata, insomma, di una parte dedicata alle donne che non hanno bisogno poi di andare a rimorchio per nessuno o comunque di tornare alle doppie o anche triple preferenze, ma avrebbero proprio la certezza che le milioni di donne, quelle più votate, hanno comunque una rappresentanza assicurata, dedicata a donne. Ma voglio dire, i temi sono ampi, tutti meritevoli di discutere, di essere discussi, e io sono pronto a rinunciare a tanti di loro, comunque di trovare degli accordi. Ma anche oggi mi sembra che su un tema tutti hanno richiamato l'emergenza, che è quello del fatto che in Sardegna non è vero che tutti i voti sono personali ed uguali, come recita il secondo capoverso della Costituzione. C'è un 10% di cittadini sardi, o 9, o no, che già 2 volte non hanno diritto di voto, o il loro voto se non conta nulla, e la loro voce non è rappresentata in consiglio regionale. Questa sì che è un'emergenza. E allora, se questa è la vera emergenza, e su questo siamo tutti concordi, e quando si è parlato di questo punto ho sentito l'unico applauso di questa serata, perché vuol dire che anche in questa sala siete tutti concordi. E allora io direi, togliamo la scusa a questo Consiglio regionale che non avrà tempo, desiderio, volontà di discutere, di aprire una discussione ampia, complessa, articolata. Togliamogli questa scusa e diamogli un compito piccolo piccolo, talmente piccolo e breve, per il quale non ci sarà bisogno di molte audizioni, non ci sarà bisogno di molti confronti, un compito piccolo, piccolo, facile da portare a casa, ma emergenziale.
e giudichiamoli su questo. Se sono disponibili o no a superare questa emergenza. O se preferiscono anche su questa cosa visibilmente abnorme lasciare le cose come stanno. Io suggerirei di utilizzare una tecnica o una strategia che è stata utilizzata anche nel 2018, no? La legge 1 del 2018, che ha modificato la legge elettorale del 2013. Mentre si discuteva di una nuova legge elettorale per la Sardegna, che contenesse tanti di questi elementi di cui abbiamo sentito parlare anche oggi, ci sono state due forze. Uno, il Consiglio regionale, che un pochino si vergognava del fatto che a voto segreto nel 2013 venne bocciata la doppia preferenza di genere, a voto segreto, con un accordo tra destra e sinistra, una scena anche piuttosto brutta, una scena penosa, perché poi io ricordo bene chi ha chiesto il voto segreto, come gli è stato chiesto, eccetera. Quindi un po' per eliminare quell'onda della doppia preferenza di genere votata a voto segreto, e un po' sulla base della pressione di alcune associazioni di donne. Ne ricordo una molto vicina a un partito politico che andava lì sotto il Consiglio regionale, inserita la doppia preferenza di genere, insomma faceva conferenze stampa, aveva visibilità, andavano lì a chiedere una sola cosa. E allora cosa ha fatto il Consiglio regionale? Ha messo da parte la legge bellissima fatta di tanti punti, di tante modifiche, e ha approvato una legge che ha solamente di fatto corretto quell'ingiustizia, l'onta del voto segreto sulla doppia preferenza di genere, ed è stata introdotta la doppia preferenza di genere, ed è stata introdotta grazie al fatto di aver separato quest'unico punto da tutto il resto della discussione. Poi naturalmente il Consiglio regionale dissero: appena approviamo questa poi iniziamo a istruire l'altra e approveremo anche l'altra. L'altra naturalmente non l'hanno mai approvata. E quindi io suggerisco di utilizzare questa strategia, se anche noi pensiamo che dopo due tornate elettorali importanti, in cui comunque una parte così alta, numerosa degli elettori sardi non è rappresentata, si considera anche questo come un'onta, una cosa abnorme, un brutto pregiudizio di questa legge elettorale che deve con urgenza essere modificata. E poi ci sarà tempo per fare delle bellissime discussioni, io direi ancora prima della legge elettorale. Bisogna discutere la legge statutaria, perché per esempio l'elezione diretta o indiretta attiene alla forma di governo ed è qualcosa in più rispetto alla semplice legge elettorale. Quindi elezione diretta, non diretta, poteri della giunta, poteri del Consiglio regionale, i rapporti tra i bilanciamenti dei poteri tra il Consiglio e la giunta. Ancora prima della legge 1 che giustamente ha citato, occorre la legge statutaria, perché senza la legge statutaria non possiamo modificare il numero degli assessorati e anche quella sovrapposizione di materie che ormai è di un altro tempo. E nella legge statutaria bisogna anche dire bene quali sono i rapporti, diciamo, tra la parte politica e la parte amministrativa. Sono davvero di separazione dei poteri, o forse questa separazione qualche volta è malintesa, e forse la distinzione dei poteri indica sicuramente ruoli diversi, ma anche la necessità di collaborare, di lavorare tutti nella stessa direzione, non qualche volta in maniera conflittuale. Ci sono tantissime belle discussioni da fare. Io con la stessa franchezza vi devo dire che questa legislatura non le farà
perché questa legislatura, almeno ai miei occhi, ma forse anche di tanta altra gente, ha perso quella legittimazione quando, dopo aver passato 5 anni a parlare male del poltronificio di Solinas, che peraltro non ha fatto nemmeno a tempo a occupare tutte le poltrone che aveva predisposto, questa nuova maggioranza le ha occupate subito tutte e ne sta continuando a creare delle nuove. E siccome però i consulenti non bastano, fa questa cosa abnorme di chi è veramente apolitico o apolitico, fuori da ogni ragionamento politico, perché non si può pensare che la legge statutaria la chiediamo a uno studio legale. Allora la Costituzione la devono oggi direi che la Costituzione la dovremmo chiedere allo studio Bonelli Erede. All'epoca non c'era lo studio Bonelli Erede, c'erano, come si chiamava, che poi il famoso manuale di diritto privato. Era uno come? Vabbè. Allo studio, all'ufficio legale più importante, ma non ha alcun senso questa cosa. E seppure è giusto che la politica, il Consiglio, la Giunta, tutti si confrontino con gli studiosi, con gli esperti, ma si parla con l'università, con gli esperti che lo fanno, per il quale è onore partecipare alla vita pubblica e dare il loro contributo di idee, nei convegni, nelle riunioni, nei seminari, nelle audizioni, senza parcelle. Io credo di aver finito, credo, ripeto, io ho fatto il progetto Sardegna, ha predisposto il suo articolato. A me piace tanto, devo dire, il nostro articolato, sapete perché? Perché non aggiunge neanche una parola, semplicemente toglie alcune parole, ha la stessa semplicità di un referendum approvativo, dice semplicemente articolo 1,7, lo leggo, è brevissimo. Comunque lo potete andare a leggere. Al comma 7 dell'articolo 1, che recita sono esclusi dall'attribuzione dei seggi eccetera eccetera, è abrogato. Quindi abrogare il comma 7 dell'articolo 1. La legge è solo questa. Poi c'è il comma 1 dell'articolo 12, è abrogato il periodo dove dice e si escludono dall'attribuzione dei seggi le coalizioni, insomma si rifà riferimento. Anche lì si abrogano 2 righe. Si tratta di abrogare il comma 7 dell'articolo 1 e di abrogare il comma 12 di abrogare il comma 1 dell'articolo 1. Semplice, non c'è da discutere molto, ma poi dobbiamo aggiungere questo messaggio. Siamo d'accordo che questo sbarramento non va bene? Abroghiamo lo sbarramento. A me il 2% va benissimo, per carità. Questo è semplicemente più semplice, perché non stiamo nemmeno a discutere se deve essere 2 o 3. D'altronde è naturale che sia quello, come poi ha definito la Corte in Sardegna, poi il quoziente intero o 2% sono sinonimi. In questo modo non devi scrivere nulla, devi solo abrogare. Grazie molto. Dando la parola a Lucia Chessa, Sardegna Iniziativa Popolare. Grazie e buonasera a tutti. Sì, rappresento qui una rete di cittadini che si chiama Sardegna Iniziativa Popolare, animata da diversi gruppi, comitati e dai grossomodi di cui sono segretaria. Cosa vi devo dire? Ho sentito qui parole sulla situazione attuale, io ne uso di peggiori in genere. Questa legge elettorale è uno schifo, è una roba indigeribile, impresentabile, che dal momento in cui è stata votata
centrodestra e centrosinistra in combutta, le giunte e le maggioranze successive si sono combatti questo spirito fino ad oggi. Questa non è una emergenza democratica, questa è una catastrofe democratica che toglie anche autorevolezza al Consiglio regionale, perché possiamo ben dire che il Consiglio regionale praticamente non rappresenta nessuno. Un consiglio elettorale, un consiglio regionale eletto da una piccolissima minoranza degli aventi diritto in Sardegna. Questo è quanto, mi spiace. Si può argomentare con i numeri, perché in Sardegna va a votare il 50%, di questo 50% ci sono stati anni in cui il 17% è stato fatto fuori da queste quote di sbarramento. E che cosa rimane? Un 20-30% era rimasto, adesso in questa tornata è rimasto un 40%. Non so se mi sto spiegando. Quindi chi comanda in Sardegna oggi lo fa, e uso comanda a ragion veduta, non sto dicendo governa. Chi comanda oggi in Sardegna lo fa con un 20% circa del consenso dei sardi aventi diritto. Allora io sfido chiunque a dire che questa roba qui possa essere anche minimamente e lontanamente definita democratica. Allora, concordo con quello che diceva Renato Solo, qui sono violati dei principi di base della Costituzione. Il voto non è uguale, ma io vado oltre. Qui è violato il principio sostanzialmente del suffragio universale, perché tu non mi puoi dire vai pure a votare, tanto dopo io il tuo voto lo cestino, perché questo avviene. Sostanzialmente è violato anche un principio come questo, che è un'acquisizione di secoli fa. Questo è fondamentale. Allora, cosa vogliono dire quelle quote di sbarramento? Guardate che la presenza di quote di sbarramento di quel tipo non è che esplica i suoi effetti solo nel momento in cui si contano i voti, perché vai a fare una lista non allineata, se permettono, centrodestra e centrosinistra, se permettono, no? Se permettono che esista in Sardegna un pensiero diverso che non si allinea al centrodestra e al centrosinistra. Vai a fare una lista chiedendo ad uno i cambi con la certezza matematica che non andiamo da nessuna parte, oppure vai a chiedere il voto ad uno e ti dice io ti stimo, ti voterei, ma è un voto perso. Poi a quello inseriamo il ragionamento del voto utile per parte delle destre, salvo poi utilizzare i provvedimenti delle destre come mani, eccetera, eccetera. Quindi la situazione è questa, è una indecenza. Brava. Per quale ragione? Noi abbiamo utilizzato la via della legge di iniziativa popolare. Io auguro alla scuola di cultura politica che nel loro tentativo di dialogare con un gruppo che
danno risposte, eccetera, eccetera, siamo più fortunati di quanto lo siamo stati noi altre volte. Perché ve lo dico questo? Perché la proposta di legge sulla quale noi abbiamo raccolto le firme, poi ci arrivo, per esempio durante la giunta Pigliaru era stata sottoscritta da 5 consiglieri regionali, alcuni dei quali sono di nuovo in consiglio, Tur fuori e poi di nuovo in consiglio. Quella proposta pure sottoscritta, conferenza stampa, convegno, come questo più o meno, non è mai arrivata alla discussione. Infatti quando Codoneso mi ha cercato e mi ha detto facciamo questo, lo facciamo con quel percorso, io con tutta la stima che ho per Codoneso gli ho detto io quel percorso niente, non lo faccio più. L'esperienza mi ha dimostrato che non funziona. Poi Maria Laura, se sarò lieta di essere smentita, Non dipende solo no, da me. posso dire, non funziona per una ragione, che Luciano Campora, che sottoscrive la nostra proposta e anche l'invito alla firma, dice che quando il potere si appropria di uno strumento di sopraffazione non lo molla. Purtroppo quando si fanno certi errori e si precipitare è facile, risalire è molto più difficile. Quindi io non vorrò vedere questo Consiglio regionale togliersi, non dico arrivare a una legge come la nostra che supera il presidenzialismo. Noi chiediamo di tornare a un sistema parlamentare. Si elegge il Consiglio regionale, all'interno del Consiglio si elegge il Presidente, si introducono, visto che questi sistemi sono stati accusati del seguente reato, no? Instabilità, ingovernabilità. Queste sono le due parole mitiche con le quali, attraverso le quali gli italiani sono stati imbrogliati. Allora, strumenti di stabilizzazione, quali per esempio la sfiducia costruttiva. Tutti sapete che cos'è, sicuramente un consiglio non può sfiduciare il presidente una volta che l'ha eletto, a meno che non abbia un nuovo presidente subito pronto a prendere con la sua maggioranza, prendere testimone, continuare l'azione di governo. Questa è la nostra proposta. Quando Renato Solo ricordava, c'era anche nel 2018 un dibattito attorno ad una riforma radicale, poi improvvisamente quel dibattito si è interrotto col pretesto della doppia preferenza di genere. Perché il Consiglio ha approvato quella norma lì? Perché non funziona, come è dimostrato da quello che è avvenuto dopo. Quindi a me piacerebbe l'analogia, dice diamogli il compitino piccolo, così almeno quello lo fanno, ma quello che gli stai dando è un compitino ben diverso. No. Perché sia chiaro che per noi, anche se ci siamo posti quell'obiettivo alto, qualunque miglioramento serio, che però non sia il voto agli studenti e l'aumento dei compensi agli scrutatori, allora qualunque miglioramento serio rispetto a questo schifo attuale per noi è e sarà positivo, e questa è la ragione per la quale noi siamo qui oggi. Allora, lo accennava Fernando, tra le tante leggi che mancano in Sardegna, con un consiglio regionale così costruito,
non rappresentativo e di conseguenza inadempiente. Tra le tante leggi che mancano c'è proprio anche quella sulla presentazione delle leggi di iniziativa popolare. Per cui noi stiamo esercitando un diritto previsto dallo Statuto e quindi questo diritto siamo certi di avercelo. Nello Statuto c'è scritto l'iniziativa popolare, l'iniziativa legislativa appartiene al Consiglio, alla Giunta e al popolo sardo. Come? Non l'hanno scritto da nessuna parte. E quando Comandini, che riceveva le firme dell'Avvocato Bello, diceva io ne conto 10.000, ah sì? E perché? Fantasie di Comandini, 10.000 firme dice che voleva. Non c'è scritto da nessuna parte. Allora, noi abbiamo raccolto in 3 mesi e mezzo 8.000 firme. È evidente che un altro mese noi saremo arrivati agevolmente ai 10.000, eccetera. Noi però rivendichiamo che quella proposta di legge che ha seguito la strada della proposta di legge di iniziativa popolare e non invece la strada della ricerca dei consiglieri che sottoscrivono, perché, come dicevo prima, esperienza già fatta è fallimentare. Il discorso che faceva il professore, mi fido o non mi fido, noi non ci fidiamo. E noi abbiamo scelto che la nostra proposta arrivi in Consiglio regionale con la dignità di una proposta di legge di iniziativa popolare ed esigeremo con tutti gli strumenti possibili tutti, che quel diritto del popolo sardo che è sancito nello Statuto venga riconosciuto. Quella proposta deve arrivare alla discussione del Consiglio regionale, il quale poi farà quello che ritiene. Sapete che la Sardegna è l'unica regione d'Italia che non ha una legge per regolare la presentazione di leggi di iniziativa popolare, e mica scegli che ti predisponevano uno strumento di partecipazione. La stessa ragione per cui abbiamo uno schifo di legge elettorale come questo fa sì che non abbiamo una legge che garantisca coloro che vogliono utilizzare lo strumento della legge di iniziativa popolare. Allora vi faccio l'esempio per capire come funzionano le cose nella regione Toscana. Ha una legge che prevede intanto che se basterebbero 5 delibere di 5 consigli comunali per portare una legge in discussione. Roba roba, capito? E come si salvaguardia il palazzo asserragliato con una cosa del genere? Non è possibile. Allora, se considerassimo le firme richieste nella regione Toscana in rapporto alla popolazione di Sardegna, occorrerebbero meno di 3.000. Meno di 3.000. Queste sono cose su cui bisogna veramente rimarcare, perché è un esercizio di un diritto la proposta di legge e il Consiglio regionale ha il dovere di porre i cittadini nella condizione di esercitare questo diritto. 3 minuti. Quindi noi con le
con le 8.000 firme raccolte, sosteniamo di avere raccolto più firme di quelle che erano necessarie. E voglio smentire un luogo comune che i cittadini non vogliono parlare di legge elettorale e che non ne vogliamo sentire. Falso. I cittadini non appena capiscono che imbroglio è quando vanno a votare, ma basta poco, non c'è bisogno di entrare in tecnicismi, collegi, di questo e di quello, basta poco per capire, basta un minimo di informazione. I cittadini si indignano e rispondono. Quindi il Consiglio regionale deve sapere che finalmente questo è un tema che circola tra le persone in Sardegna, e deve sapere il Consiglio regionale che i sardi li osservano e vorranno vedere che cosa il Consiglio regionale farà finalmente su questo punto. Gruppo promotore Ricostruiamo la Democrazia Sarda, e chiediamo un contingentamento adesso dei tempi, perché siamo andati oltre. Come sapete anche gli spazi che abbiamo a disposizione a una certa ora chiudono, quindi vi chiediamo di fare un intervento nell'arco dei 7 minuti, così ci stiamo tutti e parliamo tutti. Grazie. Buonasera, intervengo sempre quando inizia il contingentamento dei minuti io. Sì. Vabbè, pazienza, sarò... No, non lo so, è una battuta. Provo a utilizzarli in maniera costruttiva e veloce. Parlo a nome di una ventina tra movimenti, partiti, associazioni, sindacati che da un anno a questa parte hanno promosso un processo partecipativo di incontri. I maggiori sono stati 4 a Maulago, Muro, Sassari e Cagliari, con la prospettiva di organizzarne altri finché insomma servirà a battere il ferro su questo tema, che si chiama Ricostruiamo la Democrazia Sarda. L'obiettivo è quello di rendere la discussione sulla legge elettorale una discussione di tutti e per tutti, quindi di renderla accessibile, di non renderla qualcosa per addetti ai lavori, ma qualcosa di attraversabile, perché effettivamente le regole del gioco democratico sono qualcosa che ci riguarda tutti interamente. Io vorrei fare un'introduzione un po' anche rispetto all'urgenza, perché c'è un'urgenza politica di affrontare questo punto. Non soltanto perché in Sardegna ci sono da 2 tornate elettorali una regolare esclusione di decine di migliaia di persone, il cui voto è carta straccia sostanzialmente. Immaginate quant'è la voglia poi di tornare al voto dopo che tu per le tue legittime idee sostanzialmente non conti nulla per le istituzioni. Ma guardo un po' a dei processi globali che intervengono e che ci coinvolgono, ed è la torsione verso gli esecutivi che noi assistiamo a livello globale, ed è il segno del nostro XXI secolo, quello del tramonto, insomma, di un Novecento che è pieno di conflitti sociali, per fortuna direi, che ha allargato gli spazi della democrazia, ha fatto fare l'ingresso delle masse all'interno delle istituzioni, e adesso c'è questo restringimento, questa torsione oligarchica sempre più evidente. E io penso che insomma anche le forze con le diverse gradazioni che possiamo definire progressiste siano state subalterne a questa urgenza della governabilità e tutte le parole che si sono sentite dire. Qual è il prodotto di questo? È l'alternanza senza alternativa, è quella a cui stiamo assistendo. L'alternanza senza alternativa in termini di politiche e di visioni
provoca una politica degli aggiustamenti, una politica del contenimento del malessere attraverso un governo per l'appunto della popolazione, attraverso i vari meccanismi puntuali di finanziamento, attraverso forme di contenimento dell'emergenza. Un'emergenza continua è diventata il nostro dibattito politico. E questa situazione, questa torsione degli esecutivi ha anche prodotto classi dirigenti che si autoriproducono, che classi dirigenti anche molto spesso poco competenti, diciamoci la verità, perché non ci sono più meccanismi di selezione, perché i partiti non organizzano più la società, non sono più luogo di sintesi, ed è qui il tradimento, diciamo, della Carta Costituzionale in questo senso. E pertanto succede anche che per l'appunto la democrazia venga appaltata dai consulenti, come si diceva poc'anzi. Molto facile appaltare dai consulenti ben pagati che fanno il loro lavoro, e pertanto questo cosa succede? Che chi è stato eletto per legiferare viene in qualche misura, gli viene detto stai in panchina, facciamo noi il lavoro. E io penso che questo sia un grande problema, un problema democratico, non semplicemente di scelta di come si utilizzano le risorse pubbliche, ma un problema democratico, che è quello che mi interessa di più, perché il tema delle consulenze è sempre esistito, ci sono sempre esistiti i consulenti, ed è normale che la politica si doti anche di competenze esterne per andare ad avvalorare, per andare a specificare e migliorare alcune proposte, un conto per appaltarle soprattutto sul triennio. Ed è questo il tradimento che noi non possiamo assolutamente accettare. E questo, di fronte a questa situazione, in una società polverizzata, chi vince? Vincono coaguli di interesse che influenzano non più i partiti, perché ormai i partiti ce ne sono ben pochi nella società, ma comitati elettorali che si organizzano di volta in volta, che si riproducono. E questo che cosa sta producendo? Che chi sta in basso nella società, chi oggi per vivere deve lavorare, per l'appunto, non ha né tempo e ha talmente tanto schifo di questa autoriproduzione della classe dirigente che non va più a votare e se ne frega altamente. E hai voglia tu di accusare il diritto e il dovere di andare al voto. Questa è una lettura secondo me semplicistica che si dà a questo. C'è invece anche un atto di resistenza anche molto spesso nel non votare. Possiamo non condividerlo, ma questo è un punto. E quindi di fronte a questo che cosa fare? La legge elettorale, come stavo dicendo, è un tassello, ma è un tassello dirimente. È importante quanto una legge sull'energia, quanto una legge sull'acqua, quanto una legge sull'istruzione. Ha pari importanza perché si sta parlando di ricostruire le regole della democrazia. E il fatto è le regole dell'uguaglianza del voto, tornare a tutelare l'uguaglianza del voto. E questo, per quanto ci riguarda, lo si deve fare innanzitutto con un metodo nuovo. Quello che stiamo proponendo con Ricostruiamo la democrazia, abbiamo invitato tutti i gruppi politici a partecipare, di destra, di sinistra, di tutte le gradazioni, insomma, politiche. Abbiamo fatto perché? Perché pensiamo che le regole del gioco si devono riscrivere insieme in assemblee aperte, non soltanto nella prima commissione autonomia e ordinamento regionale, ma fuori, nella società, insieme, fare questo insieme perché è giusto parlarne assieme in maniera diffusa. E sapete quanta ricchezza abbiamo riscontrato? Quanti materiali adesso dobbiamo sintetizzare per portarli fuori nelle prossime settimane? Pagine e pagine di appunti, di stimoli, la ricchezza della partecipazione. Non ci si crede più, ma l'intelligenza collettiva è molto migliore dell'intelligenza di pochi. Sembrano cose scontate, ma io veramente voglio raccontare questo perché ci tengo a dire che quello era il metodo che bisognava e che bisogna, a nostro avviso, seguire. Hanno partecipato per appunto centinaia di persone e sono emerse diverse posizioni. Ci sarebbe piaciuto che avessero partecipato anche tanti altri partiti di cui al momento non conosciamo minimamente la posizione sulla legge elettorale. E ci si chiede anche perché, ma la questione della legge elettorale, al di là delle dichiarazioni di principio, che cosa ne pensi? Io vorrei sentire che cosa ne pensano nel dettaglio tutti e vorrei capire se c'è un'elaborazione, soprattutto da chi oggi ha responsabilità di governo in questo senso. E
Secondo tema, oltre al metodo, la visione. La Sardegna è un punto di non ritorno, parliamoci chiaro. La Sardegna è un punto di non ritorno demografico, economico e sociale, e quindi la Sardegna ha bisogno di riforme di struttura come venivano chiamate negli anni 70 in un dibattito ormai dimenticato. Riforme di struttura significa per noi anche immaginare un'assemblea costituente magari che possa parlare e costruire i nuovi contorni dei nostri poteri. È a cascata una legge statutaria, è a cascata la riforma della legge 1 del 77, è a cascata tanti altri istituti della democrazia partecipativa che servono per modernizzare la nostra terra, per darle una visione, riforme di struttura, per cambiare la classe dirigente. E quindi noi chiediamo a tutto il Consiglio regionale, di maggioranza e di opposizione, c'è questa volontà. Al di là delle dichiarazioni di principio, c'è questa volontà? Bene, aprite subito la discussione in commissione, discutiamo, audite tutte le forze interne ed esterne al Consiglio regionale, costruiamo una sintesi e si vada a cambiare questa legge elettorale. E su questo quindi voglio chiudere dicendo che io oggi ripeterei quello che ho detto l'altra volta rispetto ai contenuti. Noi abbiamo dei contenuti adesso in fase di elaborazione, ci tengo a dire semplicemente i capisaldi, che sono quelli di un sistema proporzionale con diverse forme, diciamo, di equilibrio, ma che sia realmente proporzionale, di contrasto al voto disgiunto, delle soglie da abbassare o da eliminare, della maggiore rappresentatività dei territori marginali che vengono sistematicamente compressi, e magari anche pensare a un aumento, di ritornare a un aumento dei consiglieri regionali abbassandone gli stipendi magari, e pensare a norme di democrazia paritaria. Di democrazia paritaria, democrazia paritaria è una parola molto importante sui generi, perché oggi c'è un problema devastante che è quello della sottorappresentanza dei generi, ed è un problema che bisogna affrontare con nettezza, e anche questo è stato lungamente affrontato in questa assemblea di cui vi stavo parlando. Quindi vado a chiudere dicendo: non c'è più tempo, è stata presentata una proposta di legge, ce ne sono altre, c'è una raccolta firme, c'è un dibattito diffuso in giro per la Sardegna, c'è una diffusa consapevolezza sempre di più attorno a questo tema. Ecco, noi non guardiamo, io non voglio entrare, sono qua a rappresentare un movimento ampio di forze differenti e non mi compete a me adesso dare delle valutazioni di natura politica sulla contingenza, però su questo dico una cosa: su questo si misura il tasso di democrazia dell'attuale Consiglio regionale, su questo si misura il tasso di democrazia. Tutto il resto vale tutto, io spero che andrà al meglio per tutta la nostra terra, ma senza questa riforma si tradirà la voce dei tantissime e tantissimi sardi. Quindi auspico che anche grazie a questa spinta che c'è stata della Scuola di Cultura Politica, di AVS e di tutte le forze che si stanno muovendo, spero che chi abbia orecchie per intendere intenda. Grazie. Allora, un'altra voce alla parte politica. Michele Ciusa, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Buonasera a tutti, grazie per l'invito alla Scuola di Cultura Politica per Scococco e anche al gruppo Alleanza Verdi Sinistra. Parto con una battuta, diciamo così, visto gli ultimi interventi, ho un po' tutto contro di me, però io sono qui perché rivendico il mio diritto a partecipare a un dibattito come questo, perché ho partecipato alla costruzione comunque della proposta di legge che poi secondo me meritoriamente ha depositato la collega Orru, perché quella legge, perché io sono qui perché abbiamo affrontato quel dibattito come capigruppo, mi ricordo quando abbiamo discusso anche una proposta di 10 punti è stata anche da me proposta. Ritengo che il dibattito sulla legge elettorale riguarda tutti
e non può essere solo una questione meramente del Consiglio regionale, perché credo che quando sappiamo che una legge elettorale ti consente di poter partecipare fino in fondo alla competizione elettorale, quindi di poter arrivare anche in Consiglio regionale, sicuramente aumenta la partecipazione non solo dei partiti che vengono a candidarsi, a partecipare alla competizione elettorale, ma anche i cittadini che vanno a votare, perché sappiamo che statisticamente si tende a andare a votare laddove c'è un risultato, laddove un risultato sai che viene meno, tendi a non partecipare, a non considerare quell'evento, e questo ci richiama un po' a quello che sta succedendo, alla crisi democratica, comunque la crisi più che democratica, la crisi di partecipazione alla vita democratica del nostro paese. Quindi creare quegli strumenti che possono avvicinare il cittadino alla partecipazione è fondamentale, quindi trovo anche molto coerente il fatto di sostenere chi oggi magari perché ha lasciato la Sardegna possa riavvicinarsi per tornare al voto. Quindi ci sono all'interno della proposta di legge tanti punti che io ritrovo coerentemente meritevoli, è per questo che sono qui. Io faccio parte di un gruppo politico che ha subito la legge elettorale oggi vigente, nel paradosso però abbiamo anche sconfitto quel sistema, perché comunque nonostante tutto il nostro gruppo politico ha sconfitto quel sistema che doveva premiare i due poli, ma siamo riusciti ad entrare nel 2019 e oggi è presente anche il candidato allora Francesco De Sogus, che si cita sempre Michela Murgia che non è entrato, ma Francesco De Sogus è un altro esempio, nel senso noi siamo entrati come consiglieri ma il candidato presidente di quella formazione non è entrato, e anche questo è paradossale di quella legge. Voglio dire, quando un gruppo politico candida come candidato presidente una figura è l'espressione massima di quel partito, quindi anche quello è un altro vulnus secondo me della legge vigente. Io ripeto, ringrazio la collega Urru che l'ha depositata, io faccio parte della maggioranza, sono un pezzo della maggioranza, un piccolo pezzo siamo, e quindi non lo so come il dibattito evolverà, perché bisogna essere sempre chiari, perché se sono qui perché io porto la mia posizione di essere chiaro su questo tema, non mi sono voluto sottrarre perché era più comodo oggi non venire qua e non prendere parte a questa discussione. Faccio parte della prima commissione, quella commissione che è deputata a discutere e poi magari votare, quindi a far approvare la legge elettorale in Consiglio regionale. Da parte mia non porrò nessuna questione di preclusione, poi è chiaro che ci sarà tutta una sintesi da portare all'interno del Consiglio regionale, non bisogna essere ipocriti o meno, cioè questo lo sappiamo come le dinamiche politiche e tutto. Oggi credo che il tema principale deve essere, per quanto mi riguarda, il coinvolgimento più possibile dei cittadini, perché questo è quello che stiamo soffrendo principalmente, secondo me, anche come forze anche progressiste, nel senso che vediamo una destra sempre più forte e aggressiva e non riusciamo, secondo me, a spiegare anche nelle parti più in difficoltà del paese cosa si può fare se stiamo uniti e se riusciamo a raccontare un determinato racconto, e lo puoi fare solo se ci sono gli strumenti di partecipazione, perché oggi si è parlato anche e soprattutto di questo, la partecipazione dal basso come strumento per riuscire a creare quelle condizioni di una migliore società. Quindi oggi io ribadisco, credo che il Consiglio regionale valuterà e cercherà di comprendere le possibilità che ci saranno all'interno dei vari partiti, perché come abbiamo detto sono state proposte oggi 2 proposte di legge sul tema della legge elettorale. Auspico che ci possa essere una sintesi, nel senso che si possa andare quantomeno a discutere all'interno della prima commissione e aprire il dibattito, perché sarebbe già un fatto molto molto importante, e quindi credo che questo può essere l'impegno che oggi si possa prendere, ma lo prendo da consigliere regionale.
questo ci tengo a dirlo perché comunque io ho anche un ruolo importante, non lo nego, ma è sempre giusto essere chiari. Oggi io faccio parte di un partito che sono orgoglioso, ma oggi mi rappresento come consigliere regionale che su questo dibattito deve essere, secondo me, libero e poter andare nella direzione che ritiene per il meglio della società sarda. Apprezziamo il fatto che ci sia stata la partecipazione di più consiglieri regionali. Dunque, abbiamo finito la prima parte con gli interventi che erano programmati, iniziamo il dibattito, ci sono già degli iscritti a parlare, chiamo Michele Zudas. Vi chiedo, ovviamente perché siamo andati un attimino oltre, bravo, anche perché le cose importanti si dicono in poco tempo, vi ringrazio. Buonasera a tutti, intanto sarò brevissimo anche perché mi ha colpito l'ultimo intervento sull'importanza della partecipazione dal basso, che io accolgo, richiamo e sono veramente anche commosso di sapere che in Consiglio regionale c'è chi porterà avanti le 210.000 firme da parte della maggioranza, quindi ringrazio Michele Ciusa per l'impegno preso oggi pubblicamente. Tornando alla legge elettorale, per non perdere di vista l'obiettivo della legge elettorale, perché se noi parliamo troppo sull'aspetto tecnico solo del tema di maggioranza, ho paura che si perda di vista l'obiettivo, obiettivo che in realtà mi ha suggerito Lucia Chessa, mi ha suggerito il professore, e che riassumo in tre domande. Cioè, è possibile attraverso una legge elettorale, quindi correggendo le formule, calibrando le soglie, dimezzando gli sbarramenti, guarire una politica che si concepisce come una guerra civile a bassa intensità, una gara tribale tra opposti che non cercano il bene comune ma la vittoria totale sull'avversario, perché quello che stiamo vedendo attraverso il sistema bipolare, quello che è stato costruito dagli anni 90 in poi, quando iniziai a interessarmi di politica, quando vennero demonizzati i partiti, e chiedo silenzio là fuori altrimenti non ci sentiamo, e quindi mi chiedo se la politica intesa come un'arena gladiatoria sia e si possa chiamare democrazia. Cioè abbiamo costruito un sistema politico dove la maggioranza si arroga il diritto non solo di decidere, ma di umiliare, di escludere e di cancellare le minoranze. Questo è oggi il nostro sistema elettorale, il sistema di governo della regione Sardegna. In nome di una presunta governabilità abbiamo trasformato la democrazia in un meccanismo di ratifica dell'egemonia del più forte. Questa non è democrazia. La democrazia non è governata dalla maggioranza, ma governata dal pluralismo. È il luogo dove le forze delle idee devono contare più dei numeri, dove il dissenso è sacro e la minoranza è parte costitutiva dell'equilibrio istituzionale. La democrazia si regge sull'ascolto e non sulla matematica. Ecco perché oggi più che mai il nostro compito è quello di avere il coraggio di uscire dalla gabbia del bipolarismo, che ha fatto della politica una prigione dell'alternanza cieca, prima uno, poi l'altro, ma senza cambiare davvero mai nulla. E il bipolarismo si nutre della retorica tossica della governabilità a ogni costo, anche a prezzo della rappresentanza. Il bipolarismo a soffocare la complessità, a semplificare i conflitti, a ridurre l'orizzonte politico a uno scontro tra due identità prefabbricate che si fronteggiano a beneficio soltanto di se stesse e a danno della comunità. Mi avvicino a concludere. Non è con la stabilità del comando che si costituisce e si costruisce la giustizia sociale, ma con la forza della coesione. Non è il vincitore assoluto che ci serve, ma la costruzione di una cultura della politica di coesione, capace di riconoscere l'altro non come nemico, ma come interlocutore necessario. Per questo serve una nuova legge elettorale, che possa dar vita a una rivoluzione della visione politica.
una visione che rifiuti la logica della conquista e della sopraffazione, una visione che rimetta al centro il bene comune, la cooperazione, il dialogo, una visione che sappia dire che nessuno vince davvero se la metà del paese si sente sconfitto, perché quando viene sconfitto la metà del paese stiamo rinnegando quei valori che rappresentano, e se noi rinneghiamo quei valori la democrazia è morta. Come può esserci giustizia sociale se quelle forze politiche non la riconoscono? Come può esserci? E quindi davvero mi avvio alla conclusione. La vera riforma comincia da qui, dalla consapevolezza che la democrazia è l'esercizio dell'ascolto reciproco, non un tiro alla fune tra opposti. E quindi, nello specifico, sulle vostre proposte di legge elettorale, vi invito a riflettere su due aspetti. Intanto sul premio di maggioranza, perché se dobbiamo riflettere su quello che è successo dagli anni 90 in poi col premio di maggioranza, è quello di una costruzione di una visione politica di competizione, di una maggioranza che regna, ed è stato escluso il dialogo e il compromesso, quello di cui non abbiamo bisogno, perché nei momenti di crisi non serve un capo che comanda, ma servono delle forze politiche capaci di dialogare e di decidere insieme. Grazie. Grazie. Allora andiamo a parlare Carmina Conte. Subito. Non eri pronta? Vi chiedo, Carmina, la stessa, insomma, sintesi. Quindi sono interventi programmati, si sa che il dibattito poi chiede a maggiore sintesi, se no non riusciamo. Nel canto per il paese. Benissimo. Lo rimetti. Buonasera a tutte e a tutti e soprattutto grazie per l'invito. Ora, io non interverrò su tutte le questioni, anche perché come associazione coordinamento 3 donne di Sardegna, qui ci sono altre amiche presenti, non abbiamo avuto modo di discutere la proposta che voi avete elaborato, quindi io non vi posso esprimere su tutto, ma interverrò su alcuni aspetti. Ci tengo a dire tuttavia questo, scusatemi per questi elementi di carattere personale, ma ad oggi, se non sbaglio, sono esattamente 59 anni che partecipo ad iniziative in cui si pone la questione della parità dei diritti delle donne e degli uomini. 59 anni, perché ho un'età e me lo posso permettere. Il dramma è che sono passati 59 anni e siamo al punto zero. E cioè, ciò che è accaduto è stato anche già detto, la rappresentanza delle donne nelle istituzioni, nello specifico del Consiglio regionale della Sardegna, è ferma. Dopo grandi battaglie, qui ci sono altre amiche che hanno partecipato, grandi battaglie, abbiamo lottato per 10 anni con tutte le associazioni di donne in Sardegna, con un sacco di gente e con il sostegno di tanti uomini e di tante forze politiche, per la doppia preferenza di genere. Perché i dati e le indicazioni ci dicevano che quella era una formula valida per riequilibrare la presenza delle donne nel Consiglio regionale della Sardegna. Che cosa è accaduto? È accaduto un fatto. Dopo tante battaglie il Consiglio regionale l'ha approvata nel 2017, fu un fatto epocale. Il primo voto è stato, non dimentichiamolo, passare da 4 consigliere regionali di 8 a 9. Effettivamente un certo risultato c'è stato, ci aspettavamo di più. Poi quelle 9 sono diventate 11 nella precedente consigliatura, perché purtroppo c'è stato un decesso e poi un cambio di ruolo e quindi le consigliere regionali erano 11. E in questa consigliatura è capitato un fatto straordinario, che per la prima volta è stata eletta una donna presidente della regione, per la prima volta in tutta la storia autonomistica, quindi è stato un fatto epocale, ma il numero delle donne elette con il meccanismo elettorale della doppia preferenza di genere è rimasto inalterato, 9 consiglieri, anzi con una battuta d'arresto, perché da 11 siamo diventate 9, il 15%. In Italia la percentuale delle donne
nei consigli regionali spalmati è del 23,5%, quindi noi siamo molto al di sotto della media, che non è altissima. Teniamo conto che in regioni come il Lazio o l'Emilia Romagna le donne rappresentano il 42% degli eletti. Il Consiglio regionale del Lazio ha votato con lo stesso identico meccanismo la doppia preferenza di genere l'anno scorso e hanno eletto 21 donne su 50 consiglieri, il 42%. In Emilia Romagna solo il 42%. Perché in Sardegna battiamo la fiacca in questa maniera? C'è un problema, perché se poi andiamo ad analizzare l'utilizzo della doppia preferenza di genere nelle amministrative è andata molto bene, nel senso che abbiamo raggiunto addirittura percentuali del 40-41% nei comuni, sempre con lo stesso meccanismo. Poiché questo è stato un problema, noi abbiamo chiesto aiuto a dei valenti costituzionalisti, nello specifico a Carla Basso dell'Università di Sassari e ad Andrea De Feo dell'Università di Cagliari, che hanno studiato le formule delle leggi elettorali di mezza Europa per trovare una qualche formula che rafforzasse, supportasse la doppia preferenza di genere per favorire l'elezione di un maggior numero di donne. Io vi sto parlando di questo, ma ci tengo anche a precisare che le questioni che sono state poste oggi sono di vitale importanza. Perché? Perché in Sardegna c'è un problema grave di democrazia che riguarda la rappresentanza territoriale e la rappresentanza dei partiti. Non è pensabile che partiti che raccolgono decine di migliaia di voti non abbiano poi una rappresentanza in Consiglio. Questo ci tengo a precisarlo. Mi dicono 3 minuti, ma gli altri non li avete contati. Comunque sia, voglio dire un'altra questione che a proposito della tripla preferenza, quella riferita al meccanismo per il voto alle europee. È vero che in Europa le donne elette sono il 39% ed erano precedentemente, nel 19 erano il 40%, ma le donne italiane elette sono soltanto 25 su 76, fate il conto, sono il 32% e sono diminuite rispetto alle precedenti elezioni europarlamentari, in cui erano 28 su 76. Sono andata a riguardarmi le cose. Abbiamo un problema italiano e sardo per quanto ci riguarda, per cui formule che funzionano benissimo dalle altre parti, qui non funzionano affatto. E allora abbiamo preso in mano la proposta elaborata da De Feo e Bassu, che dicono: modifichiamo una comma della legge statutaria regionale, la legge numero 1, 12 novembre 2013, e non sto a leggervi tutto, però fondamentalmente qual è? Banale. Nelle liste elettorali i candidati e le candidate debbono essere messi alternativamente, una donna, un uomo, una donna, un uomo, una donna, un uomo. Poi c'è l'aggiunta di un emendamento, comma 3 bis all'articolo 4, che dice che come capilista nelle varie liste debbono essere, ogni partito che ha le liste deve garantire il 50% di capilista donne e capilista uomini. Questa è la proposta che è stata lavorata dai nostri costituzionalisti per rafforzare la doppia preferenza di genere. Aggiungo anche che noi vorremmo porre la questione di un tetto sotto il quale non si possa scendere, il 40%. Ci dicono che la Corte Costituzionale ha fatto eccezione, e cioè che non si potrebbe in Italia porre un tetto per la quota, cosa che invece esiste in altri paesi europei. Io ho un'amica che è stata eletta europarlamentare in Belgio, una sarda. Lì non si è mai pronunciato. Renato, questo me lo hanno detto, non io che non sono, perché non capisce niente, non sono una giurista, per carità, sono solo malamente una giornalista, mi hanno detto questo. Ci sono articoli sull'argomento, ci sono, diciamo, opinioni. Non ti ho interrotto.
Quindi, valorizzando quello che hai no, va bene, ma scusa, mi sei ho dato importanza a quello che hai detto. Grazie. Voglio dire questo, che i costituzionalisti ci hanno detto noi non lo possiamo scrivere il tetto del 40%, però voi potete chiedere, perché poniamo una questione. Se c'è una questione, qualcuno si dovrà pronunciare. Io finisco qua anche perché avete messo fretta e vi ringrazio ancora per l'apertura di questo dialogo. Allora, grazie Carlo, scusa per la tempesta. Sì, scusa per i tempi, però ci siamo allungati per troppo. Adesso do la parola a Cristiano Pumposcu che chiedo umilmente una sintesi tremenda, così diciamo. Beh, quello non te lo posso chiedere. 3 minuti, va bene. A questo sintetico assumassimo, insomma, hanno un po' assunto. È chiaro che tutto ciò che esempio l'idea di elettorale è spesso uno misuratore della democrazia. Oggi misurando la democrazia in Sardegna non c'è la democrazia. Cioè, in Sardegna non esiste questa democrazia, ma partito si prende la democrazia, però poi non la pratica, la casa legge elettorale è una blindatura. E io sono un indipendentista, ed è una blindatura funzionale, ed è funzionale può impedire che una cultura politica endogena a ponere in discussione minimamente sul potere che oramai è in mano la sua cultura politica esogena. Ma che te anche sono esempi scrivete Citane, Murgia, eccetera, eccetera, sono cominciato di situazione 1, voi potete dimenticare molto la mesa del Sosserdo libero, è stata esclusa, però sul quorum provinciale introdotto in questa selezione e poi è applicato sul Kimber, vincolato spochetto, quindi una lista e via. Poi c'è stata appunto Michela Murgia, il domista 14, che mi pare che e come c'è l'ultima selezione che è domista e 24, la lista solo e lista che sarà esclusa questa blindatura. È evidente quindi chi tocca di questa cosa. Io ho questa teoria di Luis Lac è il suo cantante che è presidente della ANC catalana che ha scritto questa canzone La Stanga, cioè è scenario in cui si spingimos intanto prima o poi si stanga che la ghetamos, insomma, cioè avverimos la blindatura e resistimos a entrare ahí. In merito a questa legge proposta di oggi, io a parte sul gruppo, perché anche parte Danilo e Fernando da regionale fa via per questa cosa, quindi non siamo confrontati stamattina. Comunque devo dare qualche aspetto positivo. Io vi vedo per esempio questa questione della equiparazione del suo collegio, evitare che il papà collegio mano e il collegio minore, anche il collegio della stessa misura. Si propone che 8 collegi non devono essere schimbe, devono essere sicuramente più rappresentativo della sua opinione politica, nel senso che si accorciano di più a una lista unica regionale che deve esprimere quindi come la raiata solo almeno su essenza di questa terra che su quale questo dobbiamo spuntare in sa legge attuale questo non può succedere, invece in una lista che tu la nazione sarda intro, questa essenza di un poter bene lavorare. E sopra di questo che gli intervenne il Gallo, nanne chi in pratica chi ha cambiato il regno politico, guardate bene che io tornare in dai secoli sul periodo del meridionalismo, in nome della questione sarda, il tipo della questione meridionale, oggi esiste una questione nazionale sarda. Bene, tutta questa classe intellettuale e politica che ha fatto questo percorso qui estintora e si considera che ha fatto una blindatura funzionale a impedire che questa cultura politica endogena entrete a sua considerazione. Adesso No, lascio il mio intervento. ok, allora
prometto massima sintesi e rispetto dei 3 minuti, anche se qualcuno non ci crede, proverò a farlo, perché mi interessa soltanto chiamare poche cose. La prima, l'unica voce che è stata ripresa, quella di Lucia Chessa, quando sostanzialmente ha fatto questo tipo di riflessione che io voglio proporre, perché è un punto di partenza al quale credo fermamente, e cioè il fatto che l'evoluzione della nostra società è sempre più veloce rispetto alle leggi che dovrebbero accompagnarla, e questo è un limite grave del fatto che fa sì che la nostra politica sia indietro con i bisogni della società. Alla valutazione dello stato attuale delle cose, oggi qui ci stiamo rendendo conto che dopo 30 anni di sperimentazione il sistema bipolare è un sistema fallito. Abbiamo impiegato 30 anni per capirlo, per denunciarlo, per pensare e per affermare che era meglio quello di prima, perché io, ma anche noi, nel senso che io qui rappresento il partito che non viene mai citato, che non viene mai considerato, che non viene mai chiamato da Nido e da nessun altro, perché però esiste sul piano nazionale, sul piano regionale, sul piano locale, pochi voti, pochi numeri, ma presenza costante e continuativa dal 1892, così aiuto a recuperare il nastro del filo della memoria. Noi siamo perfettamente convinti del fatto che una legge elettorale sia premessa di una legge statutaria, di un nuovo statuto di autonomia della Sardegna, e che debba prevedere che i 3 istituti fondamentali, il Presidente della Regione, la Giunta e il Consiglio regionale, sono titolari e depositari indiscutibili delle linee politiche, delle scelte politiche. Il Presidente della Regione si deve fare in Consiglio regionale, non si può continuare ad utilizzare il concetto di volontà del popolo eletto direttamente dal popolo come foglia di fico per coprirsi la vergogna delle decisioni assunte da un sistema oligarchico, sempre più oligarchico e sempre più nascosto, che porta sempre alla costituzione e alla formazione di presidenti faraoni, perché i presidenti della regione, come i sindaci della gran parte del paese, sono dei faraoni e tutto il resto è subordinato alla volontà del faraone. Questo mi pare che credo che questo sia indispensabile, che noi lo richiamiamo e lo voglio sottolineare con fermezza. Il Consiglio regionale elegge il Presidente, il Consiglio regionale fa le leggi, non c'è una cinghia di trasmissione obbligata e irreversibile da parte della Giunta nei confronti delle volontà del Consiglio e delle decisioni del Consiglio. Questo è un sistema che va scardinato, perché è un sistema che rende vergogna alla nostra storia democratica, a quello che è il paese del diritto e il paese della civiltà politica. Ho giurato di essere breve, mi servono degli altri collegati, me ne riservo alla prossima volta in rispetto alla scuola politica. Grazie. Allora, come promesso nei tempi dovuti, chiudiamo dando la parola a Fernando Codonesi per le conclusioni. Grazie per essere intervenuti. Tanto vi ringrazio anche io e pochissimo tempo, al massimo appunto anch'io 3 minuti. Ricordo una cosa a proposito di statutaria, legge elettorale e quanto altro. Noi un anno fa, nel mese di aprile, abbiamo fatto un convegno dedicato all'autogoverno. Un convegno durato un intero giorno, c'è un libro che è stato pubblicato e riporta sostanzialmente 5 punti di vista concomitanti su questo tema. Credo che la lettura di quel libro possa aiutare a mettere negli stessi termini, diciamo nei giusti termini, la relazione che intercorre tra cosa avviene prima, cosa avviene dopo, cosa si può fare in contemporanea e così di seguito. Queste sono sempre le regole della democrazia e soprattutto i contenuti, quindi da lì partiamo e se vogliamo ne possiamo anche naturalmente discutere. Volevo semplicemente dire questo, visto che c'è Bustiani che sempre segue
non parla in lingua, non è contento. Ti dico anch'io una cosa, che è questa. Quando ero ragazzino, diciamo che ero fortemente influenzato dal linguaggio per immagini che abbiamo in Sardegna, che è un linguaggio straordinario. Per esempio, noi abbiamo la rappresentazione dell'arcobaleno. Nella nostra lingua, parlo di lapusese per esempio, si dice Sugiricu Frongia, Sugiricu Frongia, che sarebbe tradotto in italiano il cerchio cangiante. E ve lo spiego un pochettino poi in termini fisici. Se voi ci ripensate a questo, ci sono i 7 colori dell'arcobaleno. Che cosa succede nei confini tra un colore e l'altro? Nei confini tra un colore e l'altro, poi c'è un insegnamento fisica, matematica, diciamo che non ci sono frontiere, il colore è un'altra cosa, l'uno influenza l'altro. E così io la vedo qui, cioè, diciamo così, facciamo parte dello stesso Ciricu Frongia. E quindi è un arricchimento in termini proprio di posizioni politiche, di aspirazioni, di tendenze che dobbiamo coltivare. Quindi è molto semplice questa iniziativa, così come quella che abbiamo fatto il 10 di marzo, altre che ne faremo. Io e noi come Scuola di Cultura Politica proponiamo di farle comunque in altre città, possibilmente almeno una per provincia. Perché? Perché sono vere tutte le cose che sono state dette. Siamo in una fase comunque emergenziale per quanto riguarda anche la tenuta, se vogliamo, della maggioranza. Veramente arriviamo al 2029. Quindi qui, guardate che le cose che ha detto Renato Sori, io le ho scritte anche ieri, cioè, la sua proposta, che è quella di togliere semplicemente il comma 7 e poi il riferimento a questa storia delle soglie nell'articolo 12 o 13, se non mi ricordo male, nel 12, ecco, quello lì per esempio è all'interno della nostra proposta di legge. Ora, io non so se definirla strategia, tattica, quello che si vuole, però se siamo in una situazione di emergenza, io non ci vedo nulla di male ad utilizzare quello stratagemma, perché per esempio possa essere decisamente approvato, soprattutto se si dovrà andare ad elezioni molto molto presto, perché bisogna essere laici su queste cose. Appunto, il discorso dei confini tra quei colori, non ce n'è di confini, si tratta sempre di un unico insieme di cui facciamo parte tutti. Le altre cose che pure sono venute fuori, guardate che noi quando abbiamo affrontato il tema della legge elettorale, questo lo dico anche a Danilo, lo dico a Lucia che pure era informata, noi entro il mese di dicembre abbiamo predisposto 2 testi, un testo totalmente proporzionale di cui possiamo tranquillamente parlare, un vero e proprio articolato, ripeto, perché abbiamo anche la fortuna di avere molte persone competenti. Poi io stesso ho partecipato all'inizio del tuo percorso, io stesso ho firmato l'appello, ovviamente non ero nella posizione di Canfora o di Marchessa, forse sono il numero 4 o il numero 5, quell'appello lì, perché ci credo a queste cose e credo al fatto che possiamo lavorare insieme. Quindi per me è importante che noi facciamo pressione, come stiamo facendo, magari raccogliendo anche altre forze iniziative. Nei confronti del Consiglio Comunale io non la vedo come un accerchiamento, cioè scusate, del Consiglio Regionale, io la vedo come un contributo che noi come cittadini possiamo dare, perché guardate, non è uno scherzo, è vero, possiamo dire tutto quello che si vuole, ma in termini di elaborazione politica e culturale il Consiglio Regionale non ha bisogno di super esperti, e comunque sia super esperti che pure ci sono, lo diceva già solo prima, possono tranquillamente dare il contributo senza avere una parcella professionale, per esempio, parlo dei professori universitari e altri. Le competenze sono qui, sono nella società sarda, sono nelle università sarde e sono soprattutto all'interno delle strutture regionali, quindi usiamo quelle che ci sono, perché possiamo utilizzarle. Sul resto io sono di formazione, sono un fisico e credo che la freccia del tempo che esiste per il mondo, per l'universo, esiste anche per la politica. Tornare indietro è estremamente difficile, molto difficile, e ce lo dimostrano 3 cose. Referendum in Friuli nel 2003, dove volevano tornare alla legge proporzionale, il primo, il 78% ha detto no, ce lo dimostra l'andamento comunque sia
quel referendum sulla statutaria fatto a suo tempo nel 2008, e mi permetto di dire, anche se sembrerà una voce fuori dal coro, guardate che dobbiamo anche imparare molto dall'ultimo referendum, perché se non impariamo da quel risultato vuol dire veramente, insomma, che le cose non vanno bene. Quindi arrivederci, a presto e grazie a tutti. Grazie a tutti. Bella questa suggestione dell'arcobaleno, portiamocela a casa. Bene, Radio Sopramonte, finita la trasmissione in diretta, vogliamo l'appuntamento a altre occasioni.